con te partirò, paesi che non ho mai veduto. Benvenuti, vi ringrazio di essere venuti così numerosi. Grazie ancora. Questo comizio è stato voluto fortemente dall'amministrazione uscente in quanto comizio di fine legislatura, in cui il capogruppo del Movimento per Cinisi esporrà tutto ciò che è giusto dire dopo 10 anni di amministrazione. Quindi passo subito la parola al consigliere Salvo Cucinella. Buon ascolto. Cari concittadini, buonasera. Innanzitutto vi ringrazio per essere accorsi così numerosi, siete in tantissimi. Non mi nascondo che traspare una profonda emozione a vedervi in così tanti, soprattutto per un'amministrazione uscente. Cinisi credo che l'abbiamo rivoluzionato anche da questo punto di vista. Mai un'amministrazione uscente si è presentata davanti al proprio popolo, non solo quindi davanti ai propri elettori, a dire e parlare di ciò che è stato fatto. Spesso la politica noi la accusiamo perché è parole, è chiacchiera, poi ci sono le scadenze elettorali, ognuno fa le proprie promesse e si va avanti. Questa amministrazione è conscia di quello che ha fatto, si è assunto le proprie responsabilità fin dall'inizio, e stiamo parlando di 2 legislature. Abbiamo fatto delle scelte nell'assoluto e nell'esclusivo interesse di questa cittadinanza, però purtroppo, così come abbiamo avuto tantissime soddisfazioni, grandissime soddisfazioni che voi ci avete dato, abbiamo avuto anche chi ci ha infangato, abbiamo avuto anche chi ha saputo accusarci, soprattutto in questa campagna elettorale che ormai volge al termine, di cose di cui noi stasera dimostreremo con i fatti che sono state accuse ingiuriose e prive di senso. Ci hanno infangato, ci hanno detto che abbiamo abbandonato il paese, che questa è stata un'amministrazione che non ha saputo capire i bisogni dell'intera collettività, non abbiamo realizzato nulla. Qualcuno ha pure affermato che forse c'erano da prendere i primi 2 anni, in realtà poi all'ultimo non c'erano nemmeno quei 2 da prendere. In buona sostanza 10 anni da cancellare nella storia di questo paese. Ognuno faccia le proprie considerazioni, ognuno tragga le proprie considerazioni, perché vedete dal 2004 e successivamente al 2009 con 2 campagne elettorali abbiamo ben capito che ormai Cinisi e Cinisara sono cambiati. Non è più una popolazione dove tu gli prometti qualcosa e si va a prendere in giro. Sanno valutare le persone, sanno valutare i fatti, sanno valutare le cose per come sono andate e per come vanno. E proprio per questo, cari concittadini, io quello di cui vi parlerò questa sera, e vedete ci stiamo mettendo la faccia tutti, per questo dico con grande orgoglio, dopo 10 anni e 2 legislature, mai Cinisi ha visto i propri amministratori ritornare dal popolo. Questa sera vi rimettiamo a voi il consenso che ci avete dato ed è doveroso che noi ci presentiamo a voi dicendo quello che abbiamo fatto. Ma quello che abbiamo fatto però, e da qui sta la differenza contro chi parla male di noi, non sarà da me discusso solo a parole. Sì, parlerò, ma tutto quello di cui io dirò, di cui c'è una scaletta, anche voi potrete avere la conoscenza. Qua vedete io ho preparato una sedia, abbiamo preparato una sedia, noi amministratori, dove troverete, chiunque di voi si può avvicinare a prenderli, troverete un mazzetto di fogli, un pamphlet di fogli, come questo qua che ho io, dove spulciandoli potrete vedere se quello che vi dirò io sono state chiacchiere oppure se è stato un impegno concreto. In queste carte sono segnati i finanziamenti che questo comune ha avuto, in queste carte raccontano la storia di questo paese. Quindi vi prego di riflettere che tutto quello che io vi dirò è aderente alla verità. Per di più, sarà una sorta di conoscenza nei confronti di chi
l'ha fatta abbondantemente in questa campagna elettorale e continua a farlo, ci accusa di non aver assolutamente fatto nulla e di aver distrutto il paese e di lasciarlo in condizioni ancora più pietose rispetto a com'era 10 anni fa prima che arrivassimo noi. Queste carte sono qua sotto, chiunque di voi si può avvicinare e prenderle. È chiaro che è semplicemente una parte di tutto quello che abbiamo fatto, perché vedrete questa sera che cose ne abbiamo fatte veramente tante, sempre con riscontro delle carte. È un esempio questo, all'incirca il 10%, ma siccome il comune, di cui noi abbiamo aperto le porte veramente a tutti, a tutta la cittadinanza, in quanto tale è cosa di tutti, è cosa di ciascuno di noi, di voi, di tutti. Se qualcuno ha dei dubbi può benissimo, attraverso la legge sul procedimento amministrativo, sulla richiesta degli atti, avere accesso agli atti e fare sì e chiedersi se effettivamente l'amministrazione uscente ha detto delle bugie oppure se ha in modo sacrosanto parlato della verità. Vorrei anzitutto iniziare parlando di quello che è un nostro orgoglio, che è Via del Mare. Grazie. Questo applauso va a voi. Questo applauso va a voi. Perché siete stati voi a garantirci, attraverso il vostro consenso, che questa amministrazione realizzasse Via del Mare. Per chi non lo sapesse, semplicemente per ricordarlo, Via del Mare venne progettata nel lontano 1978. Nel 1978 venne progettata. Noi siamo stati additati di 2 accuse infamanti grosse, di cui stasera ne parleremo. Anzitutto qualcuno ha detto che ha fatto distrazione di somme, quindi abbiamo spostato delle somme di denaro che erano destinate al finanziamento di quella strada per la realizzazione di un altro progetto, un'altra strada. Un'accusa infamante e gravissima. Siamo stati anche accusati di non avere saputo completare un'opera di cui avevamo ottenuto in toto un finanziamento. Quindi in buona sostanza si dice: da un lato avete distratto somme da questa opera, che è una cosa gravissima, a maggior ragione che vi avevamo dato dei soldi per completarla interamente. Questi ben informati non so sulla scorta di quali presupposti hanno fatto questo tipo di affermazioni, sull'orlo della diffamazione e della denuncia, di cui si devono vergognare. Si devono vergognare a maggior ragione che qualcuno usa queste parole, queste frasi, per fare campagna elettorale. Allora parliamo di verità. Parliamo di verità. Via del Mare nasce nel 78. L'amministrazione che si insedia nel 2004, Palazzolo, grazie, e lo dobbiamo riconoscere perché è storia di questo paese, grazie alla caparbietà di questo sindaco, riesce ad ottenere un finanziamento nel 2005 di 2 milioni di euro. Questo finanziamento venne erogato con una legge che si chiamava legge Mancia dell'allora governo Berlusconi, che creò questa legge sfruttando dei capitoli di bilancio dello Stato, creando una sorta di fondo e erogando in tutta Italia dei finanziamenti diretti alla realizzazione di opere pubbliche. Questa legge Mancia, grazie, come diceva, alla caparbietà del sindaco, sfruttando le sue conoscenze, ci viene assegnato al comune un finanziamento pari a 2 milioni di euro dal senatore Schifani. È giusto che vengano dette le cose per come stanno, così come ho detto stasera parlerò solo di verità. 2 milioni di euro che ci sono stati dati come finanziamento al comune di Cinisi. È chiaro che noi non ci siamo presentati al senatore Schifani con un progetto di cui chiedevamo un finanziamento per intero, a maggior ragione che, essendo una legge di cui beneficiava l'intero paese, il senatore ci poté dare questo importo assegnato al comune di Cinisi per le sue opere pubbliche. Quindi anzitutto abbiamo già scoperto che in realtà questa amministrazione non ha avuto l'intero importo per realizzare Via del Mare, ma ha avuto un finanziamento per realizzare un'opera pubblica di cui noi abbiamo ritenuto fondamentale, necessaria e indispensabile
realizzare Via del Mare. Perché realizzare Via del Mare? È semplice. Realizzare Via del Mare significava chiudere definitivamente con una certa logica politica che ha imperato in questo paese per decenni. Ma ancora di più, che era la cosa che più a noi interessava, finanziare e realizzare Via del Mare significava raggiungere quello che noi abbiamo sempre creduto come amministrazione, in primis il sindaco, ossia spostare il baricentro di questo paese verso il mare, che è fonte di sviluppo economico, e lo sarà, e tra 20 anni lo vedremo, di questa intera collettività. Questo noi ci abbiamo sempre creduto, fin dall'inizio. Era fondamentale realizzare Via del Mare per dare uno stacco a quello che era Cinisi, per come è stato visto per tanti decenni. Una zona di cui voi conoscete benissimo, la strada che va al mare, condannata anche da un piano regolatore che la definiva zona agricola. Ditemi voi che senso può avere una zona agricola quasi a toccare col mare? Che senso può avere indicare come zona agricola una zona che naturalmente, non bisogna essere urbanisti, ha una vocazione di suo verso il turismo, le strutture ricettive, turistico-residenziale? Credo che sia una cosa naturale alla portata di tutti, senza che bisogna essere degli urbanisti. L'obiettivo nostro quindi è spostare il baricentro di questo paese verso il mare, per questa logica di sviluppo. Tuttavia, i 2 milioni di euro non erano sufficienti a realizzare per intero l'opera, semplicemente perché il progetto superava i 3 milioni di euro per la realizzazione in toto, circa 3 milioni e mezzo di euro per la realizzazione in toto dell'opera. È chiaro che, come ogni buon padre di famiglia, perché poi guardate, amministrare un comune si possono fare le dovute proporzioni anche con le nostre famiglie, con le nostre case. Ma che fa? Se ho l'opportunità di cominciare a farmi una casa, visto che non ho mai avuto una, che fa? Non inizio, ho paura che rimango magari a metà strada. Probabilmente la finirò, probabilmente non lo so, ma io mi butto e ci tento. Noi abbiamo utilizzato questi 2 milioni di euro in toto per Via del Mare, per di più, e questi sono sempre gli atti pubblici che lo dicono, non lo dice il consigliere capogruppo, non lo dicono gli assessori, i consiglieri e il sindaco. Per di più, la caparbietà di questo sindaco riesce addirittura, in collaborazione con gli assessori, ad agganciare un ulteriore finanziamento di altri 500.000 euro erogati dalla regione siciliana. Atti pubblici. 2 milioni e mezzo di euro che vengono in toto impegnati per la realizzazione dell'opera, e quindi vedete come già da quello che vi sto dicendo, che è la pura realtà e storia in questo paese, questa amministrazione non ha distratto somme da quello che era la realizzazione di un'opera fondamentale per questo paese. Si devono vergognare, a infangare, vergogna, vergogna. Non abbiamo distratto nessuna somma di denaro, né si può accettare chi insiste e fa campagna elettorale dicendo che c'era stato erogato un finanziamento per il totale dell'opera. Dove l'hanno letto? Quali documenti hanno nelle loro mani per poter affermare questo? Che ce li facciano esibire. Quando questi signori vi vengono a dire queste cose e fanno campagna elettorale, chiedetegli di esibire le carte. Perché la nostra amministrazione ha coniato la politica del fare, non delle chiacchiere, perché è facile, hanno distratto somme. Poi chi si assume anche la responsabilità di dire queste cose non sa la gravità di quello che afferma. È stato anche detto e sbandierato, l'opera è incompiuta, l'opera è rimasta incompiuta, qualcuno ha detto pure una cattedrale nel deserto. Ma noi riflettiamo e diciamo, scusate, un'opera incompiuta quando non è fruibile,
Un'opera è incompiuta, in questo caso una strada, quando non è possibile transitare, quando non è possibile avere degli spazi pedonali, quindi percorrerla a piedi. Vi risulta che Via del Mare sia transennata, ci siano ancora delle strettoie, che la strada sia incompiuta? Risulta questo qua a questa popolazione? Risulta? Non risulta! Via del Mare è stata completata, deve essere definita, che è un concetto diverso. L'opera dal punto di vista viario e pedonale è completa, deve essere definita, che è un concetto diverso, torno a ripetere, con quella differenza che mi auguro presto chi andrà a governare questo paese potrà riuscire ad avere, per definirla con i marciapiedi e con la restante parte di illuminazione. Ma vi posso garantire che io ho il privilegio di stare in quella strada, che è una strada che ormai evidenzia ogni giorno sempre di più le proprie caratteristiche, cioè voglio dire ha una grandissima potenzialità, la viabilità viene fatta in un modo sereno, le persone ogni mattina già dalle 7 scendono, vanno a fare jogging, passeggiano. Quindi vorrei capire dov'è l'incompiuta. È una strada però da completare, lo diciamo noi non l'abbiamo mai negato, l'abbiamo realizzata, l'abbiamo finita, ma è da completare, ma è un concetto diverso. Allora come funzionano le cose? Perché se noi non riuscivamo, grazie alla capacità del sindaco, a raggiungere questo obiettivo, oggi saremmo sulla grata di coloro che non hanno fatto Via del Mare perché l'avevano promessa. L'abbiamo fatta ed è incompleta, non si è mai contenti, non si è mai contenti. La realizzazione di Via del Mare ha sancito in modo definitivo la fine di una classe politica, la fine. Io mi ricordavo da piccolo, cari concittadini, andavo pure io ai comizi, ma ero molto piccolo, 14-15 anni avrò avuto quando sentivo da questi palchi dire: vi promettiamo la realizzazione di Via del Mare, vi promettiamo che Cinis avrà Via del Mare. E io da piccolo già la vedevo come una cosa bellissima, visto che vivendoci vi posso garantire, ma come lo sapete tutti voi, era una strada veramente angusta che mortificava il paese, non rendeva possibile la possibilità di andare a passeggiare tranquillamente, non permetteva una corretta viabilità in sicurezza, era stretta, 2 autobus ci passavano a malapena, era claustrofobica. Ma di fatto questa amministrazione è riuscita dove gli altri avevano fallito. Ma sapete, c'è un'altra chicca che è giusto che voi sappiate, perché la storia è segnata e torno a ripetere, gli atti sono pubblici. Se qualcuno non crede in quello che noi stasera stiamo dicendo, può prenderne conoscenza agendo di prima persona con gli atti amministrativi depositati. Questo paese è stato mortificato perché alla fine degli anni 90, ricordo anche quest'altro aspetto, a Cinisi, come in altre zone, furono attivati i cosiddetti patti territoriali, ossia un complesso di norme che permetteva l'accesso a finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali. Questi patti territoriali consentivano l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di Via del Mare, ma allora non furono sfruttati per la Via del Mare, non furono sfruttati per la Via del Mare, non si fece Via del Mare. Non so perché, ma non si fece Via del Mare. E allora dico, qualcuno ha anche sbraitato in questa campagna elettorale che i consiglieri di maggioranza, un consigliere uscente d'opposizione ha saputo dire che i consiglieri di maggioranza in consiglio non hanno saputo ribattere alle sue posizioni a difesa di Via del Mare. Ha messo in fuga il sindaco dal consiglio comunale, i consiglieri hanno abbandonato l'aula perché non avevano risposte nei confronti di quelle interrogazioni. E noi non avevamo nulla da rispondere a chi faceva solo delle interrogazioni vuote, a chi pensava che con le proprie interrogazioni potesse solo ostacolare invece la realizzazione di quella strada. E ne è una riprova
ne è una riprova un fatto eclatante. Durante la realizzazione di questa strada, difendere un proprio diritto, agì per le vie giudiziarie perché c'era in un punto ben preciso di quell'asse viario un albero secolare. Fu fatto un ricorso al TAR, il TAR concesse la sospensiva, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia concesse la sospensiva. Questo atto, che per noi fu un atto di una pesantezza unica, perché, riflettete, si può mortificare lo sviluppo di un paese con la realizzazione di una strada così importante per tutelare, attenzione, anch'io sono uno che è fortemente dedito all'ambiente nel suo pieno rispetto, ma si può sacrificare un'intera strada la cui fruizione è della collettività per un albero, anche se secolare? Credo proprio di no. Però qualcuno che ci ha fatto quell'opposizione di cui diceva che ha fatto tante interrogazioni perché voleva la via del mare, ha saputo scrivere su un giornale locale che la sospensiva del TAR era il regalo che veniva dato al sindaco Palazzolo, era il regalo di Natale del sindaco Palazzolo. Ditemi voi se è accettabile credere a colui che dice, a coloro che dicono noi volevamo anche la via del mare, ma nel frattempo se ti concedono una sospensiva io ci godo. Questa è la verità. Se ti concedono una sospensiva, se ti danno una sospensiva io ci godo. Il destino era segnato. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, il Consiglio e il CGA, sul ricorso del sindaco, fa sì, quindi si pronuncia e dà ragione all'amministrazione comunale. La strada va avanti! La strada va avanti! Non si ferma! Vedete la giustizia? Vedete la giustizia? Non contenti, qualcuno riuscì pure a ingegnarsi con dei volantini attaccati nelle mura di questo paese, dove la frase più sconcia che mi ricordo, e permettetemi che la dico ma la devo dire, era con un francesismo di bassa lega: Rue de la merde. Vergogna, vergogna, vergogna! E questi erano quelli che si dovevano fare ragione nel tutelare via del mare in consiglio comunale. Rue de la merde, il regalo di Natale all'amministrazione, al sindaco sulla sospensiva del TAR. Questa è la storia, raccontare la sua storia a questo paese. Mi auguro che tutti noi qui presenti possiamo avere la fortuna di vederla da qui a 20 anni questa strada. Io già me la immagino, invito a tutti voi a fare un gioco, a chiudere gli occhi e a fare una sorta di macchina del tempo, no? Chiudete gli occhi, immaginate com'era via del mare 10 anni fa prima che si realizzasse, e sicuramente non la vedrete bene. La mia prima espressione che ho detto rivedendo un video girato appositamente prima di iniziare i lavori, la prima cosa che ho pensato, ho detto: ma come potevamo fare ad avere una strada così stretta? Come potevamo non agire in tanti anni per cercare comunque di realizzare un'opera pubblica di fondamentale importanza, visto che si lega a raggiungere il mare, la zona costiera, un punto anche di snodo e di avvicinamento a Terrasini. Così sono andati i fatti su via del mare. Ma c'è di più, perché dobbiamo legare questi discorsi. Permettetemi, io ho una scaletta, non l'ho mai fatto, chi mi conosce dal 2004 io ho cominciato sempre senza fogli, ma stasera, visto l'abbondanza delle cose da dire, perché è giusto che sia così, ho una scaletta da rispettare perché non voglio dimenticare nulla. Nel frattempo vi voglio anche ringraziare perché ho visto che siete veramente tanti. Io mi auguro che l'emozione non mi tradisca, perché siete veramente tantissimi. Vi dico grazie a nome dell'intera amministrazione comunale. Grazie. Chi ci accusa di avere gestito male i soldi di via del mare, di avere
distratto somme utilizzandole via del mare per fare altro, parliamoci chiaramente, l'altro è via Federico II, una strada fondamentale, di grande importanza anche quella, perché rappresenta uno snodo ulteriore della zona bassa del paese, di collegamento con la zona alta del paese e sempre col mare. Guarda caso, ironia della sorte, il sindaco abita lì. Il sindaco abita lì. Quindi che cosa ha fatto secondo la mentalità di qualcuno? Ha distolto delle somme per altri finanziamenti, via del mare, che tra l'altro è il cavallo di battaglia del sindaco, quindi stupido 2 volte, per realizzare via Federico II. Ma un sindaco che è chiamato ad amministrare il proprio paese, ma cosa deve fare? Deve cambiare la residenza, deve andare via. Se c'è una coincidenza su una strada inserita in un'opera pubblica, deve scappare. Cosa deve fare? Deve andare su una montagna. Cosa deve fare? Un povero Cristo. Solo perché abita lì, c'è un finanziamento, allora è distratto le somme pubbliche. Guardate che è semplice ragionare così, È semplice. Avete distratto le somme, ti sei fatto la strada perché ci abiti tu. Allora diciamo a queste persone, andiamo avanti, perché dal tenore delle affermazioni non si capisce che non c'è né l'ABC delle conoscenze di quello che è stato fatto, né la conoscenza della più minima, proprio la base dell'attività amministrativa, della gestione di un paese. Non c'è nulla, il vuoto, non sanno nulla, questa è la cosa pericolosa, che si presentano con la volontà di amministrare un paese, ma sono vuoti, questa è la verità. L'unica forza che hanno è il veleno nei confronti di chi ha cambiato un paese. Il paese non ha bisogno di queste persone, il paese ha bisogno di andare avanti, non di ragionare con lo stomaco, bisogna ragionare col cervello, non con lo stomaco. Via Federico II, ve la racconto io anche qui la verità, se qualcuno avesse dei dubbi, atti pubblici. Via Federico II venne progettata nel lontano 1981, 78 via del mare, 81 via Federico II. Questa strada, benché progettata, ma è quindi programmata, perché doveva già essere realizzata da tempo, guarda caso, sulla falsariga di via del mare non venne mai realizzata. Chissà perché, anche qui, grande opera pubblica, si doveva fare, mai fatta. Quest'opera pubblica, e quindi ancora di più rimarchiamo a chi ci accusa di avere distratto delle somme, nasce, da cui anche l'impossibilità, a parte che non ci appartiene a noi nessun tipo di ruberia, perché vedete ci stiamo mettendo la faccia e possiamo camminare sempre a testa alta in questo paese. Anche stasera, domani, non abbiamo mai rubato un centesimo. Non saremmo qui, non avremmo il coraggio. Proprio per questo allora vi dico, guardate, ma riflettete, questi grandi oratori che sanno tutto. Via del Mare viene finanziata nel 2005 su un progetto del 78. Via Federico II viene finanziata non dalla legge Mancia, bensì dal CIPE, che venne assegnato. Ma non solo ci hanno accusato di avere distratto somme da Via del Mare a Via Federico II, cosa che vi sto dando prova, che di fatto, anche se avessimo voluto, perché siamo cattivi, brutti e dobbiamo andare via, ma non avremmo potuto di fatto. I finanziamenti nascono in 2 periodi diversi, le normative sono 2 diverse, non c'è nulla che possa creare commissione. E per di più, sempre a questi grandi oratori che vorrebbero governare questo paese, non hanno la benché minima idea di cosa significa ottenere un finanziamento pubblico e i vincoli sui che l'opera è compiuta. Non hanno la minima idea della complessità burocratica, della quantità di carte, dei sacrifici che ogni giorno devi fare, dalle corse, regione siciliana, provincia, telefonate. Scusate. Sempre perché siamo brutti e cattivi. Si è arrivato all'esasperazione quando qualcuno addirittura ha detto: ma queste somme con cui si doveva realizzare Via Federico II, anche qui grande alchimia giuridica,
Come voi sapete, la montagna è un tratto, la strada, che è di competenza della provincia, non certo del comune di Cinisi, quindi non può di propria iniziativa andare a realizzare delle opere. Qualcuno ci accusò di questo e addirittura ci fu una denuncia, a seguito della quale scattò un'indagine della Guardia di Istituto col cosiddetto accesso agli atti, sequestro degli atti su via Federico II, li analizzò. E sapete quale fu l'esito di questa istanza, di questa ispezione, di questo sequestro? Sapete? Nulla! La Guardia di Finanza chiuse il fascicolo perché non c'era nulla di cui accusare l'amministrazione pubblica. Niente! Niente! Non lo sta dicendo un politico, le forze dell'ordine. E quindi vedete com'è facile infangare chi invece col cuore, credetemi, col cuore ha amministrato questi 10 anni. Lo ha fatto il sindaco, ha sacrificato la sua professione, ha sacrificato la sua famiglia, di cui va tutta la nostra solidarietà. Noi tutti che ci stiamo mettendo la faccia fino all'ultimo l'abbiamo sacrificato, perché abbiamo fatto le lotte, l'ha fatto il sindaco, l'hanno fatto tutti gli assessori, lo ha fatto il consiglio comunale. Perché, faccio questa breve parentesi, come qualcuno sempre, perché è un grande conoscitore della pubblica amministrazione, dice che il voto disgiunto lo zoccolo duro che deve avere un sindaco per amministrare. Smettiamola di dire sciocchezze. Il consiglio comunale è l'organo supremo, non si va da nessuna parte senza consiglio comunale, per cui i sacrifici sono stati di tutti, ognuno per le proprie competenze. Ma passiamo a ricordare invece, proprio perché siamo stati noi che abbiamo creato chissà quale ruberie, no? Ricordiamo invece che nel 2004 questa amministrazione, dopo poco tempo che si insediò, ebbe veramente il battesimo del fuoco. Atti amministrativi al comune, Il comune di Cinisi, dopo poco che eravamo insediati, credo un paio di mesi, ricevette una sentenza passata in giudicato dove veniva condannato a pagare 1.300.000 euro. 1.300.000 euro alla sola. Il comune venne condannato su una vecchia causa ereditata dalle vecchie amministrazioni. Noi, disarmati, potevamo solo fare una cosa. E purtroppo, anzitutto devo dire che lo pagammo senza nemmeno accendere un mutuo, quindi tanto di cappello ai cinisari che purtroppo hanno dovuto pagare di tasca 1.300.000 euro. I cinisari, noi abbiamo pagato 1.300.000 euro, sentenza passata in giudicato, condannato, e noi non avevamo nessuna colpa. Ma purtroppo non fu l'unica sorpresa, purtroppo no. Nell'arco di un anno, cari concittadini, quella cifra lievitò a 2 milioni. Abbiamo ricevuto altre condanne per altri 700.000 euro. Siamo arrivati a 2 milioni di euro di condanne su sentenze passate in giudicato nascenti dagli anni passati. Condannati. Questo è stato il nostro battesimo, se così lo possiamo dire, no? In modo ironico chiaramente, di fuoco, di questa amministrazione che aveva grandi progetti. Quindi è come se, quando il calcio penso è seguito da tutti, è come quando una squadra, piuttosto che inizio campionato partire da zero, parte da meno 50, da meno 100, devi cominciare a risalire, perché i soldi, quelli che sono, addirittura già te li stiamo affondando prima di iniziare. Quindi devi dimostrare di essere talmente bravo da arrivare a zero e da zero salire. E Via del Mare non ha risposto che siamo arrivati no a 10, a 100, a 1000. Via Federico II e le altre opere pubbliche di cui ora vi parlerò sono proprio la cartina di tornasole di questa capacità che ha avuto questa amministrazione di recuperare questo grandissimo peso che ci è stato posto sulle nostre spalle. E voglio proprio parlare adesso di opere pubbliche, perché chi afferma che questa amministrazione è stata totalmente assente, non ha fatto nulla, è stata lontana dai cittadini, dipinti come una cosa, cioè allucinante veramente, credetemi. Allora parliamo di opere pubbliche, sempre invitandovi
qualora qualcuno potesse nutrire dubbi su quanto io affermo, di prendere le copie, una parte come dicevo qui presenti, potete prenderle, oppure gli altri che sono presso la casa di tutti noi, casa pubblica, il comune, e vedere se quello che vi sto dicendo sono fesserie. Lo rimarco a scanso di equivoci, perché qualcuno stasera potrebbe dire beh, fa campagna elettorale. No, noi siamo amministrazione uscente, noi ci stiamo presentando con la nostra faccia e mi auguro anzi che possa essere l'inizio non solo a Cinisi ma in tutta la Sicilia e in tutta l'Italia, che le amministrazioni pubbliche uscenti si presentano al proprio elettorato e dire quello che hanno fatto con la verità, ma non la verità chiacchierata, con la verità delle carte. Allora, vediamo questo immobilismo di questa amministrazione. Parleremo ora di opere pubbliche. Via Embriani, via Bellini, che sono due, volendo, budellini. Non stiamo parlando di un'opera pubblica come Via del Mare, enorme, stiamo parlando di due budellini, due cioè piccole strade, che però hanno una caratteristica fondamentale di dare respiro agli assi viari, sia via Bellini dal lato sinistro del paese, sia via Embriani per la 113. Voi sapete che anche queste strade erano segnate, lo sapevate? Che anche questo qua erano due strade segnate da anni? Lo sapevate che via Embriani è costata a noi cittadini una condanna? 200 milioni delle vecchie lire. Sì, abbiamo pagato pure quella, perché un vecchio contenzioso tra la ditta e il comune ha determinato una causa dove il comune uscì perdente. 200 milioni di vecchie lire pagate con le nostre tasche. Questa amministrazione apre e realizza via Bellini e via Embriani senza cause, dando al paese due importanti snodi viari. Sono fatti, la storia è segnata. Altra cosa, questa amministrazione ha ritenuto doveroso dare un'ulteriore possibilità di sviluppo a questo paese, progettando, includendo nel piano triennale delle opere pubbliche e anche successivamente sono state anche approvate, due altri importanti assi viari. Il primo, facilmente comprensibile, guardia medica che arriva fino a Piano Peri, fino ad arrivare in chiesa, e dall'altro lato fino ad arrivare allo stadio. Quattro canti, stadio. Queste due opere sono inserite nel piano triennale e sono approvate, nell'attesa che anche questo qua avrà un finanziamento per dare altri due snodi fondamentali a questo paese. Ma andiamo avanti. Grazie mille. Questa amministrazione è stata anche accusata, a parte di tutte le ruberie, è stata anche accusata di non avere assolutamente fatto nulla nei confronti dei bambini. Cioè siamo stati talmente scellerati da non capire le esigenze anche dei più piccoli e dei più deboli. Sapete qual è la mia risposta, o meglio, quello che hanno fatto queste persone e questo sindaco? Sono sempre contenute nelle carte, di cui, vi ricordo, siamo stati noi ad aprire la scuola materna. 200 bambini. Siamo stati noi ad aprire l'asilo nido. Di cui nell'asilo nido, bambini da 0 a 3 anni, c'è una chicca sull'asilo nido. Ci sono tante chicche in questo paese, peccato non se ne parla mai. La chicca dell'asilo nido, sapete qual era? Che noi in realtà non abbiamo realizzato l'opera. Noi non è che abbiamo fatto l'asilo nido, l'asilo nido già era lì da 8 anni, quindi qualcuno prima di noi aveva realizzato l'asilo nido, ma stranamente era chiuso, stranamente lì dentro c'erano solo alcune classi della scuola elementare perché quantomeno lo sfruttavano. Al che io dissi, tra l'altro assessore di prima nomina, pochissima esperienza, dissi al sindaco: ma è giusto che noi sopportiamo questo tipo di cose in un paese? Il sindaco dice: nel nostro progetto anche andare in questa direzione, dobbiamo aprire l'asilo nido. Signori, l'asilo nido fu inaugurato, e lo dico con grande soddisfazione, da questa amministrazione
non solo con un grande sforzo da parte di questa amministrazione, proprio perché, come ben capirete, gli asili nido, proprio perché sono presenti bambini molto piccoli, devono rispondere a determinati standard di legge, è chiaro, è giusto che sia così. Quindi non solo un grande sacrificio per fare sì che questa struttura potesse a distanza di anni essere idonea a recepire questi bambini, ma c'è di più. Io non ho mai capito com'è che questa amministrazione etichettata dei 4 ragazzi, com'è che siamo riusciti dove gli altri non sono riusciti? Ve lo dico io anche questo. Perché si era tentato di darlo in una forma di gestione esterna questo asilo nido, si cercò di darla in gestione esterna e qualcuno non si poteva mettere d'accordo chi la doveva gestire. Siamo arrivati noi, abbiamo fatto un ragionamento molto semplice. Vedete, poi la politica molte volte non è difficile, Noi non lo diamo a nessuno, non abbiamo nessun cliente da soddisfare, non abbiamo prebende per nessuno. Abbiamo visto chi aveva il titolo idoneo per poter andare a ricoprire la figura di assistente e di ausiliario presso l'asilo nido. L'abbiamo individuati. Gli LSU, bisogna dirlo, che facevano parte di questo gruppo di persone, abbiamo fatto un contratto a 36 ore per garantire il servizio. È stato mandato questo personale a Carini, presso una struttura pubblica, dove è stato adeguatamente formato, e dopodiché parte l'asilo nido. Cinisi ha avuto il suo asilo nido, la sua scuola materna. E non finisce qui, il bello deve ancora venire. Mi dispiace che siete all'impiedi, ma sono tante le cose da dire, è giusto che si conoscano. Il bello deve ancora venire, ma sapete perché? Perché in realtà, qualche anno dopo, fu pubblicato un bando della regione siciliana dove si poteva partecipare per la ristrutturazione e l'adeguamento appunto degli asili nido in Sicilia. Questa amministrazione partecipò a quel bando. A questa amministrazione fu assegnato un finanziamento, lo dicono le carte, non lo dice il consigliere Cucinella, di 189.000 euro, col 0% di compartecipazione, perché quel bando prevedeva che una parte del finanziamento doveva essere erogato dal comune. Il nostro comune fu tra quelli che fortunatamente ha avuto 0 di compartecipazione, 189.000 euro a carico della regione siciliana. Questa è la storia. Si possono raccontare tutte le bugie del mondo, ma questa è la storia, questi sono i fatti. Andiamo avanti. Questa amministrazione ha reso più degna e dignitosa con un ulteriore finanziamento l'aula consiliare. Ve la ricordate com'era? È completamente trasformata. È stato un finanziamento avuto da questa amministrazione comunale. E anche le campane che sentiamo durante il giorno. Quelle campane, grazie sempre a questo grande sindaco, questo grande avventuriero, è riuscito anche a far svegliare il cimitero. Bisogna anche dare attenzione e bisogna anche occuparsi di questo. Il cimitero, cari concittadini, giocate con quel meccanismo che vi dicevo io a mo' di macchina del tempo. Andate dietro nel tempo e materialmente andate a pensare come nel cimitero. Il cimitero è stato ristrutturato con una nuova sala autoptica, sono stati ristrutturati i bagni, sono stati realizzati 300 loculi, signori, 300 loculi e 60 cappelle. Quando sappiamo benissimo che uno dei problemi che affligge maggiormente i comuni è proprio il cimitero. Molti paesi hanno grossissimi problemi che non si riesce a dare una degna sepoltura alle salme. Il comune di Cinisi amplia il cimitero, lo rende più decoroso e realizza 309 cappelle 60 cappelle e 300 nuovi loculi. Anche una cosa che sembrerà banale ma non è. Ma vi ricordate il ciotolato che tutti ci lamentavamo quando camminavamo, che ci facevamo male ai piedi? L'abbiamo sistemato pure, abbiamo tolto via pure quello. Andiamo avanti. Qualcuno dirà, ma è qualcosa di poco conto. No, io evidenzio anche queste cose. Le poste italiane, avrete visto che c'è uno scivolo lì davanti. È stata una battaglia vinta da questa amministrazione. Può sembrare scontato, non fu così semplice farlo. Abbiamo dovuto tirare la corda con le poste, dove poi gli ingegneri, capendo l'importanza dell'opera, si sono attivati. In collaborazione col comune abbiamo realizzato uno scivolo, abbiamo
chiesto alle banche di montare un montascale, questo per permettere a chi è disabile, a chi è cardiopatico, a chi è un non vedente, di potersi in modo autonomo recare presso strutture pubbliche, uffici. E magari sembrerà qualcosa di poco conto, ma per chi è un disabile, per chi ha un problema, anche queste opere rappresentano più di costruire un grande palazzo. Questa è la verità. Potremmo andare avanti parlando del centro polivalente, perché siamo stati accusati anche che non abbiamo fatto nulla nei confronti degli anziani. Al centro polivalente, signori, ci sono i progetti. Al centro polivalente è stata una struttura dove invece questi anni ha visto non solo l'impegno massiccio appunto delle categorie di quelli più grandetti, appunto degli anziani, ma sono state attuate una serie di progetti della cosiddetta legge 328 del 2000 a favore proprio dei più piccoli, a favore dei minori, a favore degli anziani. Tutto questo è stato realizzato al centro polivalente. Andiamo a un altro argomento, perché ho sentito pure molto parlare, abbiamo sentito parlare di ambiente, tutela dell'ambiente. Prendiamo un altro argomento fondamentale, il depuratore di questo comune. Sapete, il comune di Cinisi ha un depuratore. Abbiamo un depuratore collocato nella parte bassa, limitrofa all'aeroporto Punta Raisi. Questo depuratore era inattivo, non funzionava. Questa amministrazione ha attivato il depuratore. Ditemi voi se non è attenzione all'ambiente, alla natura. Il depuratore è stato attivato da questa amministrazione. Perché non era attivo prima? Perché questo non si è fatto prima? Ma c'è di più, c'è di più. Non solo l'abbiamo attivato, ma è chiaro che essendo ormai una struttura un po' obsoleta, oggi vi dico che è inadeguato ai nuovi standard di legge che obbligano ad avere un'ulteriore vasca di trattamento del reflui prima che possano essere depositate nel mare. Questa amministrazione, sono sempre le carte che lo dicono, cari concittadini, ha ottenuto un finanziamento già assegnato, quindi non stiamo parlando di finanziamento assegnato al comune di Cinisi, pari a 6 con la realizzazione dell'ulteriore vasca e un ulteriore allungamento del pennello a mare. E vi dico un'altra chicca: il depuratore che attualmente è utilizzato dall'aeroporto di Punta Raisi dovrà essere spento per legge. E sapete dove dovrà andare a confluire il reflui dell'aeroporto di Punta Raisi? Su quello di Cinisi, che è idoneo, sarà idoneo per poter recepire questo tipo di cosa, e ne avrà addirittura un beneficio, perché l'aeroporto pagherà 80.000 euro a questo comune ogni anno. Aeroporto di Punta Raisi. Finanziamento del depuratore 6 milioni di euro. A che siamo in quella zona parliamo di aeroporto di Punta Raisi. Anche qui ci siamo dovuti sentire dire che non abbiamo fatto nulla, assenti, va bene. Allora vi dico i fatti come stanno, o meglio, l'amministrazione Palazzolo, del sindaco Palazzolo Salvatore, è stata la prima amministrazione che ha chiesto all'aeroporto di Punta Raisi, alla GESAP, il pagamento dell'acqua. Mai nessuna amministrazione aveva fatto pagare l'acqua di Cinisi della Sargente Sanzotta, perché arriva lì, è l'acqua di Cinisi che arriva in aeroporto. Nessuno mai pensò di dover obbligare, perché di questo si tratta, l'aeroporto ad un sacrosanto dovere, quello di pagare l'acqua. Mai nessuno lo fece. Ma c'è di più, perché non solo fu pagato una tantum a chiusura di un periodo che ormai era andato in prescrizione, se vogliamo usare questa parola, ma vennero montati per la prima volta i contatori per vedere e pagare quello che realmente sfruttano, perché è giusto che sia così, è giusto che sia così. Altra cosa fondamentale: Cinisi è il primo comune d'Italia che ha avuto aboliti i vincoli aeroportuali, è il primo comune d'Italia, e siamo felici di aver condiviso questa vittoria anche con Terrasini, perché questa vittoria del comune di Cinisi, che ci ha permesso di eliminare i vincoli aeroportuali che gravavano su questo comune, abbiamo messo in moto un meccanismo collaborativo con l'altro comune per far sì che anche Terrasini potesse liberarsi da questo vincolo, e ci siamo riusciti. A Cinisi non ci sono più vincoli aeroportuali. Ma
altre due chicche. Primo, il comune di Cinisi rilascia nel 2007 3 licenze taxi. Sapete cosa sono? Sono 3 licenze che sulla scorta di una legge nazionale questo comune rilascia per l'assegnazione della concessione, e gli vengono conferite 3 licenze per andare a stazionare all'aeroporto di Punta Raisi. Non vi nascondo che è stato un lavoro disumano riuscire a far sì che questo comune potesse avere 3 licenze. Abbiamo fatto un sacco di incontri, abbiamo avuto una serie di tavole rotonde, ma sapete perché? Perché il comune di Palermo non voleva cedere su questa linea, perché non nascondeva la paura che si aprisse una falla, e che questo comune potesse dare il via ad una presenza di rilascio di concessione taxi massiccia. In realtà bisogna essere concreti. Noi non volevamo rilasciare 50 o 100 licenze, ma 3. Il 3 viene fuori da una quantificazione, da un'analisi del territorio e su quello che poteva essere anche l'opportunità di chi poi prendeva quelle licenze e lavorarci in modo dignitoso. Non aveva senso rilasciare 50 autorizzazioni, non avrebbe lavorato più nessuno, né quei 3 né gli altri che già sono lì. Però una cosa dà anche qui tanto fastidio. Allora io vi chiedo, ma perché è dovuta essere anche questa amministrazione a dare le licenze? Non si è fatto 30 anni fa, non si è fatto 20 anni fa. Per ora avremmo i nostri concittadini, 50, 100 tassisti vicini. Non è questo sviluppo di un territorio. Chi è che ha mortificato e non ha permesso la realizzazione di questo? Noi non siamo dei geni. Noi siamo delle persone che ci hanno sempre creduto e che ci siamo messi lì a lavorare, come dicevo prima, sacrificando noi stessi e le nostre famiglie. E le licenze sono state date. Ci sono 3 persone che scendono con orgoglio, con la dicitura, nelle macchine città di Cinisi, all'aeroporto, e sono tassisti. Vi farà un po' ridere, il nostro sindaco, sapete, così tiriamo un po', perché so che sono lungo, ma credetemi, ne vale la pena ascoltare quello che ho da dire. Questo sindaco sapete che è anche molto vivace, molto esuberante, e anche qui c'è un'altra cosa che si lega, una bella puntata della storia di questa amministrazione che si lega all'aeroporto. L'aeroporto stava realizzando dei lavori nella rete antistante, la via che proprio va da confine all'aeroporto, la strada antistante la rete, stava facendo dei lavori che avanzavano, ma non cambiavano di fatto la struttura di quella strada, perché volevano semplicemente rifare la vecchia rete, se ve la ricordate, con una nuova che aveva tra l'altro un aggravante, cioè gli offendicoli, questi pilastrini di ferro, che piuttosto essere alti giravano verso la carreggiata, rendendo estremamente pericoloso il transito viario degli automezzi pesanti, che doverosamente dovevano spostarsi verso il centro, una strada già stretta. Di Cinisi, vedendo le ruspe lavorare e rimettere i paletti nello stesso punto dove che era la vecchia recinzione, bloccò, si fermò davanti alle ruspe con la macchina e bloccò i lavori, materialmente li ha bloccati, ha detto stop, ne riparliamo, avete finito per oggi di lavorare, avete finito. Ma sapete cosa è successo? Da qui la caparbietà del sindaco. Questo sindaco rappresenta l'intero sud Italia a Roma, per chi non lo sapesse, in materia aeroportuale lo rappresenta il sindaco Palazzoli, con un'astuzia giuridica di cui solo un valente avvocato qual è riuscì a mettere in pratica, e questa è una risposta a chi dice che per amministrare gli avvocati sono superflui, riuscì ad ottenere 2 vittorie. La prima fu quella dello spostamento, ovvero dell'arretramento di 3 metri dell'asse viario, cioè quella nostra strada si allargò sul sedime aeroportuale per 3 metri. Non solo, dove sta l'astuzia? Che riuscì a farsi cedere quei 3 metri in lungo e in largo attraverso un comodato d'uso gratuito che di fatto durerà per l'intera vita, cioè non ha scadenza, per sempre. È stato ceduto quel terreno in comodato d'uso gratuito, e per di più, sapete chi ha pagato le spese? Qualcuno potrà pagare, avete pagato le spese per l'allargamento? Le spese per l'allargamento dei 3 metri di tutto l'asse viario lo pagò la GESAP, atti scritti, lo pagò la GESAP, non l'ha pagato l'amministrazione.
lo pagò la Gesa. E quella strada, sapete, è fondamentale per il paese, perché è un altro punto di snodo importantissimo dall'altro lato, in direzione Palermo-Cinisi. Posso dire una cosa, se è possibile? No, poi te la dico. Un'altra cosa fondamentale e anche molto delicata. Come sapete, il comune di Cinisi detiene il 3% delle azioni per quanto riguarda il capitale aeroportuale. Questa amministrazione ha ritenuto sempre doveroso difendere strenuamente questo 3%. E questo sindaco lo ha anche dimostrato tutte quelle volte, non solo ultimamente, ma tutte quelle volte in cui ci sono state crisi dal punto di vista lavorativo in aeroporto. È stato sempre presente in prima persona a difendere e tutelare i lavoratori. E qualcuno l'anno scorso tentò un attacco alla diligenza con la cosiddetta privatizzazione anticipata dell'aeroporto di Punta Raisi. Il comune di Palermo, che questa è storia, insieme alla provincia regionale di Palermo, decisero, per motivi cui dovrebbero loro spiegare, non certo noi, di far sì che si potesse attuare prima del tempo, perché comunque era segnata la privatizzazione della GESAP, ma anticiparla di qualche anno. Chissà per quale motivo, non l'abbiamo mai capito perché. E chiesero al sindaco che faceva d'ago della bilancia, perché sapete, per dare il via a questo processo di privatizzazione anticipata era necessario avere il 3%, quindi l'accordo accanto al 100 così piccolino, così esiguo, rappresentava invece, aveva e manifestava un grande potere. Il sindaco di Cinisi rinunciò ad adeguarsi e quindi all'accordo con la provincia regionale di Palermo e col comune di Palermo per questa azione, che per noi non aveva nessun senso se non quello di abbandonare i lavoratori al loro destino. Noi non l'abbiamo voluto questa privatizzazione, non l'abbiamo mai voluta e dicendo no abbiamo permesso che non si realizzasse, perché se non è partita prima questo meccanismo deleterio è proprio perché Cinisi non lo ha permesso col suo piccolo 3%. Vedete alle volte anche un 3% cosa può significare, un piccolo numero. Ma è che parliamo di aeroporto, ma parliamo anche di porto. Passiamo a parlare anche del porto. Il porto che noi l'abbiamo visto anche come un elemento di snodo fondamentale. Questo porto, dobbiamo dire la verità, e di questo devo dare anche grandissima riconoscenza al comune di Terrasini, di cui, perdonatemi, faccio una presenza, c'è il sindaco di Terrasini e il sindaco di Giardinelli. Perdonatemi, ma la mia enfasi mi ha fatto partire, vi chiedo perdono. Abbiamo qua due primi cittadini di cui ringraziamo di cuore della loro presenza. Abbiamo qui avuto per decenni un campanilismo che non ha avuto nessun senso, se non quello anche qui di rallentare lo sviluppo di due paesi. Oggi, grazie al consorziamento tra Cinisi e Terrasini, quindi grazie all'impegno del sindaco Massimo Cucinella e Salvatore Palazzolo, gli diamo un applauso per l'impegno che hanno fatto, hanno permesso la fruizione in comune e una progettualità che porterà alla realizzazione del porto turistico. Il porto, cioè, che darà dal punto di vista turistico un grande sviluppo non solo a Cinisi ma anche a Terrasini. Questo già è sancito nel protocollo e nell'impegno attuato dai due amministratori pubblici. Un porto che noi abbiamo dato questo peso, che l'amministrazione di Terrasini ha voluto dare questo peso, ma che mai nessuno gli aveva dato. È un completamento logico alla via del mare, è un completamento logico allo sviluppo di un intero territorio. Non ci vuole una laurea per capire questo. Le risorse ce le abbiamo sotto gli occhi. Ci avviamo alla conclusione. Io voglio concludere. Ci sarebbero tantissime cose da dire, ma voglio concludere perché capisco che il tempo è tiranno e siamo tutti in piedi. Il GAL, il gruppo di azione locale, è una struttura normativa che permette, sfruttando fondi europei, di avere accesso a dei finanziamenti per la realizzazione di opere e infrastrutture. Questa amministrazione comunale, qua ci sono sempre gli atti, è riuscita ad aver assegnato ingenti somme. Ve ne dico solo qualcuno giusto per promemoria.
400.000 euro per la ristrutturazione di Casa Badalamenti, 260.000 euro per la realizzazione dell'area mercatale in Contrada Napoli, che già è lì, 150.000 euro per la realizzazione dei Bevai Montani e un altro tanto, altri 150.000 euro per la realizzazione dei Bevai, questi qua giù, Contrada Caseati e via Alcide De Gasperi. 140.000 euro per la riqualificazione del Santuario Furi, 80.000 euro per la realizzazione di quelli che sono di un parco bici elettrico. Ditemi voi, cari concittadini, non so se qualcuno ha tenuto la somma di tutti i numeri che ho detto e che sono sempre documentabili. Il consigliere Cuciniello non vi ha detto fesserie questa sera. Questa amministrazione pubblica, e noi stasera consegniamo questo ai nostri cittadini, in 10 anni ha portato più di 12 milioni di finanziamenti. Non era mai accaduto nella storia di questo paese, mai! Mai! Ci dovete giudicare per questo, la politica si giudica dai fatti e da quello che è stato fatto. Io, cari concittadini, potrei andare avanti ancora tanto, ci sono tantissime cose da dire, ma io mi voglio fermare qui, perché magari avremo modo, anche incontrandoci per strada, di parlare di tante altre cose. Vi voglio solo dire che noi rimettiamo a voi il mandato che ci avete dato 10 anni fa e 5 anni fa, e lo facciamo con orgoglio, lo facciamo a testa alta, dicendovi grazie, perché se noi abbiamo potuto realizzare quello che abbiamo fatto e portato a Cinisi più di 12 milioni di finanziamento, è stato solo grazie a voi che ci avete dato la fiducia. Grazie Cinisi! Passo la parola al sindaco per un saluto. Io non sono il ministro Elena Boschi, quello è molto più affascinante. Io non vi offro un aperitivo, una vicenda, io vi offro il mio saluto a questo paese che mi ha amato. Sono gloriati di aver portato il ministro Boschi qui a Cinisi, ma anche Elena Boschi, per sua fortuna, è un avvocato. Il presidente del Consiglio attuale è un dottore in legge. Io sono qui perché era doveroso finire il mandato ringraziando questo paese che mi ha amato, che mi ha voluto bene, che mi ha supportato per 10 anni, che mi ha dato grandissime soddisfazioni e che mi ha dato anche grandissime lacerazioni. Questo paese, la cui bellezza è veramente indefinibile, la cui bellezza è apprezzata da tutti i sindaci italiani, la cui bellezza è apprezzata da tutti i visitatori, viene vilipesa, maltrattata da 4 malfattori che intendono come un paese degradato. Io non scenderò come qualcuno
qualcuno vorrebbe nella polemica spicciola, né replicherò agli attacchi meschini che hanno fatto in questi giorni alla mia persona, alla mia amministrazione. Credo che sia una caduta di stile, una grande caduta di stile, una grande caduta di stile quella di fare un comizio a Piazza Gramsci e additare da quella piazzetta il palazzo del sindaco, offende tutti gli inquilini che il palazzo del sindaco. Credo che sia una grande caduta di stile, credo che sia anche pericoloso, sia anche ingiusto lasciarsi prendere dall'odio viscerale che c'è in questo settore del PD, in questo odio che annebbia le loro menti tanto da fargli commettere dei reati. Noi non abbiamo commesso mai nessuna distrazione. Io non replicherò tutte le cose insensate che ho sentito dire. Io non replicherò per una questione anche di saggezza di questo Paese. Questo Paese ha bisogno di stabilità, questo Paese ha bisogno che una classe politica vada avanti, questo Paese ha bisogno che sia una classe politica matura. E quindi non ripeterò tutte le nefandezze che hanno detto in questi comizi. Ma questi due che hanno sostenuto che c'è stata distrazione di somme, io li prego di andare alla Procura della Repubblica, gli darò ampia prova fino al di falso per dimostrare che hanno diffamato la mia persona e la mia amministrazione. Non sapete che c'è? Io non ho sentito il scomizzo di loro, ma ho sentito odio, sento l'odio, c'è un odio viscerale per l'astinenza di 10 anni. E ritengo, voglio rivolgere ai giovani, io sono contento che molti giovani si avvicinano alla politica, che dialettano, che si interessino. Io chiedo ai giovani però di informarsi, così molte volte che rasentono il codice penale, di informarsi, e ritengo non decoroso che si candida parlando di questioni che interessano i propri genitori. Non è corretto! Non è corretto! Non è edificante! E dico ai giovani, fate politica, fate la conoscenza, conoscete gli atti e poi giudicate! Io intravedo in due di queste liste, lo tocco, lo sento, in questa lista cosiddetta della farfalla e questa lista del PD, un odio viscerale, eppure le farfalle sono le diable, volano, svolazzano da una pianta a un'altra, da un fiore all'altro, bianco, rosso, verde, perché sono abituati a trasmigrare. E allora finiamo col concetto di dittatura, finiamo col concetto di visibilità, finiamo col concetto di rotazione. La lotta la fanno per il piatto, per la cultura. E io voglio dire che non sono per la nemesi storica di Carducci secondo cui i figli devono pagare le colpe dei padri, ma non sono nemmeno d'accordo e credo che sia indecoroso che i figli, interpretando
fedelmente quello che dicono i padri, commettono gli stessi errori dei propri genitori. Siamo arrivati, amici miei, siamo arrivati. Sono passati 10 anni, è un racconto che è passato. Io ho tante ferite, tante lacerazioni alla schiena, tante ferite ancora non cicatrizzate, tante mortificazioni che ho preso, ma anche tantissime soddisfazioni per questo paese. E io non mi abbandonerò a rinfacciare cose che potrei dire in pubblico. Lo faccio per rispetto di questo paese e lo faccio per il futuro di questo paese. Ho amministrato 10 anni, non mi sono mai seduto nella poltrona di sindaco. Ho ricevuto in 10 anni tutti i cittadini di Cinisi. Ho ricevuto tutti i cittadini di Cinisi. Io sono seduto nelle zone più infime di questo paese. Io curo gli animi, curo gli interessi del popolino, non gli interessi della borghesia. E vi devo dire, è l'ultimo anno, perché vi voglio abbracciare tutti simbolicamente uno per uno. Voglio dirvi, io chiedo scusa alla mia famiglia per quello che ha subito in questi anni. Chiedo scusa ai miei genitori che sono stati infangati nella loro memoria. Chiedo scusa a mia moglie e ai miei figli. Ma io amo questo paese e vi saluto inchinandomi come sono sul vostro dialetto. Sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole.